nuovo o addirittura potrebbe succedere di peggio. E poi una pagina di cronaca nazionale con una famiglia distrutta, una comunità profondamente toccata e un paese che si interroga su quello che è successo. E partiamo proprio da qui. I colleghi di Mise au Point della televisione romanda hanno ricostruito nel limite del possibile, naturalmente con precisione, le ore drammatiche di quei giorni sulle Alpi. E allora partiamo con la cronaca, poi avremo nostro ospite in studio una guida alpina per cercare di capire meglio cosa è successo. Nella Val d'Airain è il momento del silenzio e del raccoglimento dopo la tragedia. 6 escursionisti sono scomparsi in alta montagna. Una tragedia che colpisce una valle, una famiglia. 3 fratelli del villaggio di Vez, David, Laurent e Jean-Vincent, il cugino Marc, capitano di polizia, lo zio Joël ed Émilie, una giovane donna di Friburgo. Tutti appassionati di montagna, tutti sportivi. Per giorni i soccorritori hanno fatto il possibile per salvarli, intrappolati a 3.500 metri di altitudine. Fino alla fine i soccorritori hanno sperato di raggiungerli. Ma la speranza si è spenta, nonostante il coraggio e la determinazione dei soccorritori. La mattina di sabato 9 marzo il cielo è ancora azzurro sulla webcam di Zermatt. La tempesta di Favonio prevista da Meteo Svizzera non ha ancora raggiunto il Cervino. I 6 escursionisti vogliono seguire il leggendario percorso della Patrouille des Glaciers. La salita al passo della Tête Blanche, poi la discesa ad Arolla. È un itinerario ben noto alle guide alpine. Guy Robert May ci porta spesso i suoi clienti. Con lui ripercorriamo la via delle vittime. Sono partiti da Zermatt. Dapprima c'è una lunga parte in piano. Da qui invece si attacca il ghiacciaio. C'è una grande S per salire al passo Valpelin e poi al passo Tête Blanche. Da questo punto è ancora relativamente facile tornare indietro, ma più si avanza e più sarà complicato farlo. Sono oltre 2000 metri di salita con gli sci. Tra crepacci e seracchi il percorso è maestoso, ma impegnativo. Ci vogliono quasi 5 ore per raggiungere il passo della Tête Blanche, un ghiacciaio immenso. Oggi tutto sembra tranquillo, ma il tempo era molto diverso al momento della tragedia. La tempesta di Föhn è arrivata all'improvviso, un fenomeno temuto dalle guide alpine. Si vedono le nuvole di Favonio che restano un po' bloccate dietro al Cervino. Anche adesso qui c'è un forte vento e la visibilità non è ottimale. Può succedere tutto ad un tratto. Le nuvole avanzano di 10-15 km e in un attimo sei nella nebbia, che potresti tagliarla con un coltello. Le webcam mostrano la tempesta che si abbatte sui 6 escursionisti nella tarda mattinata. A quel punto probabilmente stanno salendo, non lontano dalla Tête Blanche. Venti a oltre 100 km/h e visibilità zero. Passano le ore e il gruppo si trova in difficoltà. L'allarme viene dato alle 16:03 alla centrale del 144 di Sierre. Abbiamo ricevuto una prima chiamata intorno alle 16 di sabato. Era la sorella di uno degli escursionisti. Era preoccupata poiché sul tracciato GPS condiviso con lei il gruppo non si muoveva. Il loro arrivo era previsto ad Arolla nel pomeriggio. I soccorritori utilizzano tutti i mezzi possibili per contattare gli escursionisti. Nessuno risponde al telefono. Poi, alle 17:19, viene finalmente stabilito un collegamento.
A parlare è Emily, la giovane donna del gruppo. Siamo entrati in contatto con una delle vittime. Ci diceva che erano bloccati nella tempesta. Non abbiamo percepito un grande stress. Al telefono c'era qualcuno che chiedeva informazioni. Abbiamo chiesto se c'era molto vento. La persona si è confrontata con calma con i suoi compagni e abbiamo avuto delle risposte. Secondo questa prima comunicazione c'era fra loro una persona che non stava bene. Una persona del gruppo è in difficoltà e non può andare avanti. Gli escursionisti decidono di restare uniti. Abbiamo consigliato di cercare di mettersi al riparo. Ci hanno detto che avrebbero scavato e fatto un igloo e che avevano delle coperte termiche per proteggersi. La conversazione termina bruscamente. La linea si interrompe. Non sono più riusciti a mettersi in contatto con i soccorritori. Gli escursionisti sono bloccati a 3.500 metri da qualche parte dietro queste nuvole. La notte sta calando, le condizioni di sopravvivenza sono precarie. Non vedi niente. Il vento ti fa perdere l'equilibrio, non sai dove vai. L'ideale sarebbe di trovare una conca, un luogo riparato, oppure fai un buco. Ci metti sopra gli sci per proteggere un po'. Facile in teoria, ma molto difficile da mettere in pratica. Il paradiso si trasforma in inferno. È qui che i 6 escursionisti devono cercare riparo. Per sopravvivere hanno con loro il classico equipaggiamento da sci alpinismo. Una giacca calda, una coperta termica, una pala pieghevole. Subito dopo l'allarme al 144 viene organizzata una vasta operazione di salvataggio. Alla centrale di polizia, il maggiore Christian Varon coordina l'operazione. Sappiamo che quello è un luogo particolarmente difficile e le probabilità di sopravvivenza sono minime. Con quelle condizioni meteo per noi diventa una corsa contro il tempo. Bisogna coinvolgere più persone possibile. Prima di tutto dobbiamo mobilitare il nostro gruppo di intervento in montagna. Poi tutti gli uomini dell'organizzazione vallesana di soccorso. Mobilitiamo anche tutte le nostre sezioni tecnologiche e dell'informatica che ci permettono di localizzare gli sventurati il meglio possibile. Gli esperti della polizia localizzano i telefoni delle vittime vicino al passo della Tête Blanche. Ora bisogna trovare un modo per raggiungerli. Gli elicotteri non possono volare nella tempesta. Un gruppo di soccorritori tenta di avvicinarsi con gli sci da Zermatt, ma è costretto a tornare indietro. Il rischio di valanga è troppo alto. Bisogna attendere. La frustrazione è enorme perché si vuole andare, si scruta il cielo sperando che un'apertura ci permetta di mobilitare tutte le forze, ma ogni tentativo è stato un fallimento. Quindi c'è davvero una grandissima frustrazione. Domenica mattina il tempo non è migliorato. All'aeroporto di Sion gli elicotteri restano a terra. La mancanza di visibilità ritarda ulteriormente i soccorsi. Si valuta ogni possibile scenario. C'è sempre la speranza che siano riusciti a farsi un riparo, una grotta, che si trovino ad una temperatura accettabile per sopravvivere. Abbiamo un'equipe che si attiva, ma poi ci si chiede: riuscirà a partire? Valutiamo ogni scenario, ben inteso. Saranno a riparo? E fino a che punto? Come possiamo ritrovarli? Sono già passate 24 ore dalla chiamata di emergenza quando gli elicotteri finalmente possono decollare. Una breve pausa dal maltempo permette di volare fino al rifugio Dom Blanche. Gregory Bush è il primo ad arrivare sul posto e filma queste immagini. Sono le 18:42 di domenica. Si vede l'elicottero che porta attrezzature e soccorritori. In tutto ci sono 2 guide, un medico e un poliziotto. Ma non va tutto secondo i piani.
Purtroppo, non appena scendiamo al cottero, il cielo torna a chiudersi e ci ritroviamo noi quattro ai piedi della capanna. È comunque un grande momento di solitudine perché non abbiamo dietro di noi tutta l'equipe che avevamo organizzato. La nostra strategia condivisa era che saremmo avanzati sul ghiacciaio solo in presenza di un'equipe alle nostre spalle, del sostegno logistico e del sostegno medico. Non si può fare un salvataggio in 4. Possiamo andare in esplorazione, ma poi se dovessimo trovare le persone dobbiamo anche avere il sostegno per poterle effettivamente aiutare. Ci siamo confrontati tra noi. Abbiamo deciso di continuare con il nostro piano, quindi di procedere in cordata lasciando una traccia visibile per poter tornare facilmente al rifugio in caso di necessità. E poi on s'encorde, donc on s'avance. Davanti a loro un cammino di avvicinamento di 2 ore. Le webcam mostrano dei punti di luce vicino alla Tête Blanche. Sono i soccorritori che si dirigono verso i 6 escursionisti. Li troviamo molto rapidamente. I loro sci sono piantati nella neve per indicare dove sono. E ci rendiamo subito conto che non possiamo fare molto per la loro vita, perché il buco che si sono scavati per proteggersi non era abbastanza grande. Probabilmente, a causa della tempesta, non sono stati in grado di crearsi un riparo sufficientemente sicuro. Trovano 5 corpi, ma manca una persona, Émilie. Dov'è la giovane donna, la 6ª escursionista del gruppo? Il giorno dopo, a Tête Blanche, il bel tempo permette di accedere al luogo della tragedia. Per diversi giorni i soccorritori si alternano nella ricerca della giovane donna. Polizia e militari sondano sistematicamente ogni metro quadrato, senza alcun risultato però. Ritrovano solo la borsa e gli sci di Émilie. Giovedì la polizia annuncia la fine delle operazioni di salvataggio. La decisione non è facile da prendere. Chi è sul terreno la prende insieme agli altri, dopo tutte le valutazioni del caso, sapendo di aver fatto tutto ciò che è umanamente possibile. A un certo punto si arriva alla consapevolezza che non sarà più possibile ritrovare la vittima in un lasso di tempo ragionevolmente breve. Ma posso garantire che con la polizia cantonale continueremo regolarmente a recarci sul luogo. Gli elicotteri Air Glacier lasciano l'area di ricerca. L'ultima vittima non è ancora stata trovata. Una situazione difficile per Gregory Bush e tutti i colleghi impegnati nelle operazioni di soccorso. La nostra missione non ha avuto una conclusione felice. Abbiamo delle famiglie toccate dalla tragedia. Abbiamo ancora una persona dispersa. Non è una storia chiusa. Questa dunque è la ricostruzione di quanto successo fatta dai colleghi di Mise au Point. Buonasera e benvenuto a Massimo Bognuda. Buonasera. Che è guida alpina ed è rappresentante delle guide alpine nel gruppo Montagna Sicura, che è una campagna di prevenzione del Dipartimento delle Istituzioni del Canton Ticino proprio per appunto fare prevenzione in materia di montagna. Allora, una tragedia che ha fatto molto parlare, ha suscitato molte emozioni, adesso sono passati una decina di giorni, c'è qualche elemento in più anche di informazione. Ecco, secondo lei ci sono degli insegnamenti, dei punti fermi che si possono ricavare da quanto è successo?
Ma chiaramente la preparazione della gita e di ogni escursione è la base di partenza, quindi ancora una volta il fattore meteo è quello che ha giocato il ruolo principale. Quindi questa tempesta, questa bufera arrivata, prevista, però in base alla loro partenza, dipende come hanno calcolato, se è stata più veloce del previsto questa tempesta. Certo, va detto che chi va in montagna, almeno con un certo livello, non ci va solo col bel tempo, no? Si può andare in montagna anche con un tempo non assolutamente splendido. Evidentemente se si va col brutto o con un tempo che diventerà brutto, diventa molto importante decidere se si va in avanti o se si torna indietro. Insomma, quello è un momento chiave in queste vicende. Sì, esatto. Oggi abbiamo tantissime informazioni sulla meteo, l'evoluzione, però è comunque la pianificazione e decidere il punto di non ritorno. Quindi tutte le applicazioni meteo vanno benissimo, però bisogna essere con le antenne accese perché la meteo cambia veloce, quindi è il singolo che deve durante la gita sempre guardarsi attorno e vedere cosa sta succedendo. A lei è già successo di avere un cliente, per esempio, che sta accompagnando ad una cima al quale lei dice guardi, le condizioni si sono messe male, dobbiamo tornare indietro, e quello le dice no, io ho pagato, voglio arrivare in cima. Le è già capitato di avere discussioni simili? Discussioni non ce ne sono, si motiva la decisione e il cliente capisce. Mi è capitato di ritornare da una cima perché il cliente non era all'altezza, ad esempio, di andare coi ramponi sulla roccia e andava anche della mia sicurezza. Quindi essere attaccato con una persona, incordato con una persona molto insicura, lì è una decisione che prendo e non si discute. Ecco, i fattori, l'ha detto lei, sono tanti, no? in quello che può succedere in montagna. Qui abbiamo saputo che c'è stato uno del gruppo che stava male. Ecco, fa parte anche questo della preparazione di una gita o di un'escursione, di un giro, vale a dire il chiedersi se uno di noi starà male, sarà ferito, avrà un problema all'attrezzatura, che cosa faremo in quel posto, in quella situazione? Bisogna pensare a questo. Certo, con un gruppo in ogni gita bisogna prevedere un minimo di materiale di riparazione, un minimo di una farmacia per risolvere questi problemi. Sappiamo che col brutto tempo l'elicottero non arriva, quindi dobbiamo essere noi in grado di gestire la situazione sul momento, quindi un materiale di gruppo, un occhiale di riserva, una farmacia, piccolo materiale di riparazione, tante volte può essere utile per continuare o perlomeno anche ritornare più velocemente in una capanna o al rientro. Ecco, c'è un gruppo sempre più grosso di persone che interpretano la montagna adesso un po' come un'attività sportiva, atletica quasi, che vanno molto leggeri. Non sappiamo se fosse il caso qui, ma sappiamo di queste persone con le tutine. Ecco, forse lì, come dire, bisogna stare attenti che la montagna non è una palestra, no? Esatto, quelli io non li metto nella categoria alpinisti, quando vanno così leggeri sono degli atleti, guardano la prestazione, quindi il tempo, però è chiaro che in una gara il percorso è controllato, ci sono dei punti di controllo, ci sono dei soccorritori, c'è un direttore di gara, brutto tempo, viene interrotto e tutti scendono. Chi si allena così singolarmente fuori da una pista preparata, da una gara preparata, hanno dei rischi. Certo. E ho visto, nella mia esperienza, diverse persone, anche giovani, che si trovano, ad esempio, li ho incontrati alla capanna cristallina e mi chiedono dov'è la cima di lago, quindi non sanno neanche dove stanno andando, quindi non hanno un orientamento. Ecco, a proposito di quelle che sono le conoscenze delle persone che frequentano la montagna oggi, voi come Montagne Sicure avete fatto un sondaggio, magari chiedo alla regia, credo che abbiamo qualche immagine di questo sondaggio, avete posto delle domande molto semplici riguardo alla conoscenza semplicemente dei sentieri, dei bollettini, sì. Ecco, questo è il sondaggio, questo riguarda la neve e le valanghe. Quello che è abbastanza impressionante è che ci sono delle percentuali 70, 70, 60 di risposte sbagliate a domande piuttosto facili. Sì. Ecco.
Diciamo che il sondaggio è un po' empirico, però mi sono fatto l'idea e un po' la fotografia di quello che vedo in montagna. E cioè? Non c'è una conoscenza approfondita della materia, quindi è lì, diciamo che noi viviamo in un cantone, in una nazione alpina, Certo. dove abbiamo problemi di valanghe, di pericoli naturali e molte persone non sanno esattamente i gradi del bollettino valanghe, non sanno cos'è un'esposizione, sono tutti degli elementi indicati nei bollettini valanghe che se non li conosco non riesco a metterli in pratica. Addirittura risposte abbastanza scarse anche addirittura sull'indicazione dei sentieri, sì, sul 50%, 70%. Molti guardano il sentiero bianco-rosso o bianco-blu, però non sanno che c'è una scala che va da T1 al T6, che in mezzo ci sono tutte delle difficoltà. Questo è un dato, diciamo, preoccupante. Ecco, tra l'altro, in proposito, visto che siamo qui anche per fare della prevenzione, ricordiamo che sul sito di Montagne Sicure si trovano una serie di elementi, di informazioni utili per preparare una gita, no? Ci sono tutti degli spunti per preparare una gita, anche dei piccoli filmati e dei link che ti portano a informarti su dei siti ufficiali, quindi attendibili. Allora, abbiamo parlato, e magari poi dopo ci torniamo anche in conclusione, delle Alpi Vallesane, ma ci sono stati degli incidenti anche a basse quote, anche al Monte Baro. Pochi giorni fa un blocco di neve che si è staccato, ha ferito una persona. Questo per dire che non bisogna necessariamente essere a 4.000 metri. Al Baro ci sono state delle tragedie, insomma ci sono stati anche dei morti. Sì, ci sono già state tre valanghe, quindi persone sepolte, sopravvissute e un incidente mortale. L'ultimo anche è andata bene. È un po' l'idea che si pensa che la montagna, anche sopra Lugano, è una montagna semplice, ma non è così. Noi sappiamo che se c'è una pendenza sopra i 30 gradi, nei test si è capito che non si conosce, c'è della neve, c'è un piano di slittamento, anche l'orario, abbiamo una situazione pericolosa. Quindi se c'è il pendio ripido siamo esposti al pericolo di valanghe. Allora, ci sono molte cose in mutamento, abbiamo detto sempre più persone in montagna, sempre più tecnologia, ma anche sempre più mezzi per informarsi e organizzarsi. Sappiamo che i social anche in questo giocano un ruolo, no? Ci sono persone che propongono attività sui social, che propongono informazioni sui social. Ecco, voi guide, come vedete a questo genere di cose? Ma io dico sempre sconnettersi dal social e connettersi al cervello, perché sul social ultimamente mi sono arrivate informazioni, video di situazioni, corsi, quindi persone che danno della formazione ma non sono all'altezza, quindi non sono qualificati, e lì è un pericolo. Per chi si affida a un social, io dico non è tutto oro quello che luccica, ma bisogna informarsi. C'è un registro delle persone che possono operare per le attività a rischio, quindi un registro cantonale e federale, dove sono iscritti tutte le persone diplomate che possono dare istruzione di qualità. Noi spingiamo tanto su quello, quindi appoggiarsi a persone qualificate che danno un'istruzione di qualità. Ecco, un'ultima domanda per chiudere, appunto, di appoggiarsi a qualcosa. Ci appoggiamo oggi molto sulla tecnologia e la tecnologia ci aiuta, perché sappiamo che con i satelliti, i GPS, insomma anche il semplice telefono. Ecco, però forse facciamo troppo affidamento sulla tecnologia. Sì, tante volte si fa troppo affidamento, quindi si banalizza la preparazione perché ho il telefono, quindi il mio punto GPS satellitare ce l'ho, però ricordiamo che il telefono senza batteria non funziona, dobbiamo ancora essere capaci a ritornare con le vecchie maniere, quindi la vecchia bussola, la vecchia cartina, e orientarci con questi mezzi che viaggiano sempre. Io posso dire che personalmente Capanna Cristallina, zona che conosco, ma una volta col brutto tempo e nebbia ho dovuto fermarmi e prendere ancora la vecchia bussola per orientarmi. Quindi luce diffusa, tutto bianco, piatto,
e lì la bussola mi ha data la giusta direzione. Massimo Bognuda, io la ringrazio anche per questa testimonianza personale, per i consigli che ci ha dato. Grazie mille. Grazie. Allora, è il momento di aprire la nostra seconda pagina di oggi. Parliamo degli Stati Uniti.